Amici bellini, stavo facendo amici, vabbè, ma comunque vi conoscete, lo sapete. È martedì! Pensate che cosa straordinaria quando è martedì? Perché? Perché non abbiamo tempo nemmeno di ricciatare, che dobbiamo subito proiettarci, non possiamo godere della vittoria col Cagliari, dobbiamo proiettarci alla partita con lo Spezia e ci sono delle notizie importanti, perché potrebbero esserci delle sorprese e parliamo anche un pochino di calciomercato perché c'è la fonte e quando c'è la fonte noi ci abbeveriamo. Cominciamo. È letteralmente immarcabile. Se la vede Gattuso. Allora ragazzi, prima di tutto volevo ringraziare tutti gli amici bellini, veramente bellini, che mi hanno scritto su Instagram, voi sapete come trovarmi, Valerio Fluido, e su Instagram mi hanno detto io ho Amazon Prime, come posso fare per aiutarti, eccetera, eccetera, e ho spiegato tutta la situazione per l'altra piattaforma, per gli abbonamenti, eccetera, eccetera. Ora, pare che sia un po' complicato, però gli amici che ci sono riusciti, magari anche qui sotto nei commenti, possono scriverlo e aiutare gli amici che hanno un po' più di difficoltà. Per voi è tutto gratuito, per me è è un altro caffè che possiamo mettere la mattina a tavola e quindi è tutto di guadagnato. Ma a proposito di Instagram, io vi consiglierei di seguire l'amico Gigli _ mercato _ story, basta, perché è il nostro amico che in tempi non sospetti ci aveva detto che praticamente il ricorso l'avremmo probabilmente bobottato, e l'abbiamo bobottato, quindi io non vorrei che mosso fatto di bobot diventa un po' come i puffi, bobottiamo, puffiamo, però vabbè, lasciamo perdere. L'amico ci confermava prima, è uscita in queste ore, insomma, la conferma che il Napoli l'offerta per Zaccagni l'aveva fatta, e insomma, però lui diceva è un'offerta bassa, il Milan probabilmente sta offrendo di più e quindi in questo momento poi il Verona, che è fermo a 15 milioni, non vuole sapere niente. Ecco che il Napoli ha provato con 9 milioni, insomma. Già ma un'offerta tipo Ramani, nel senso te lo lasciamo fino alla fine, però poi deve venire da noi, eccetera, eccetera. Sarebbe un ottimo colpo. Io a Zaccagni mi piace tantissimo, tantissimo. Però se il Milan offre di più, probabilmente andiamo in difficoltà. Voi sapete che il Napoli non fa aste. Ma a partire da questa notizia qui che abbiamo avuto pure in anteprima e quindi dobbiamo fidarci, pare che se questa cosa è tutto vero, domani Rachmani sarà titolare. Cioè addirittura lo vediamo all'improvviso, una stella cometa che viene buttato nella mischia. Probabilmente è arrivato il momento della prima da titolare per Rachmani e quindi possiamo già ipotizzare un abbozzo di formazione che scenderà in campo contro lo Spezia perché alla fine ancora niente Osimhen, ancora niente Mertens, ancora niente Koulibaly. È plausibile che rivedremo Yusai in campo. Ora io ho il dubbio se al posto di Mario Rui o al posto di Di Lorenzo, e Rachmani, credo io, visto che è uscito Manolas e che Maksimovic l'ha fatta tutta, al posto di Maksimovic. Questa è un'idea. Poi dopo dobbiamo capire se c'è il recupero di Demme. Qualcuno diceva Demme al posto di Fabian, io posso pensare anche Demme al posto di Bakayoko, ma è anche plausibile che vengano confermati Bakayoko-Fabian in questo schema che è a tutti gli effetti un 4-2-3-1, 4-4-2 in fase di non possesso, ma poi abbiamo visto che Fabian un pochino più avanti si trova quando abbiamo la palla. Perché? Perché Bakayoko con il senso della posizione ti garantisce un pochino più di copertura e Zielinski è perfetto a interpretare il doppio ruolo, no? Un po' di mezzala, un po' di trequartista che aiuta, si propone, quindi veramente ibrido ma fatto bene. Quando il Napoli ci sta con la testa, ci sta con le gambe ed è veloce e propositivo ed è più verticale, si possono fare tutti i moduli, ragazzi, tutti i moduli, e questo qui mi piace perché è ben strutturato e tutti fanno delle cose ottime. Lozano in grande forma, Insigne in grande forma, Petagna che io avevo dimenticato che e poi fa parte dell'assist del primo gol di Zielinski, quindi bravi voi nei commenti ad avermelo detto nel video precedente. Molto bene, molto bene. Quello che non ci aveva tanto convinto è stata la difesa in generale contro il Cagliari, e vediamo se Rachmani
è capace di dare qualcosa in più. Per me è un marcatore, non ha piedi fini per far partire l'azione, ma sono pronto a smentire me stesso se mi dimostra che è meglio di Manolas con i piedi o se è a livello di Maksimovic, va benissimo. Quindi abbiamo questa possibilità qua, probabilmente ci sarà Meret in porta, confermiamo il Petagnone, confermiamo anche Lozano, secondo me. Non credo ci sarà staffetta tra lui e Politano, in questo caso sta troppo in forma, sarebbe una follia. Me la prendo con Gattuso se non fa giocare Lozano dall'inizio. Lo Spezia ha parecchie defezioni, è un pochino costretto a far giocare certi giocatori. Occhio a Farias, lo dico subito, occhio a Farias. Zola si muove bene in attacco, comunque Italiano fa giocare bene la squadra, però va fatto un suo boccone, diciamoci la verità, perché il Napoli non può dimostrare discontinuità proprio in questo momento. Queste sono fasi calde del campionato, perché la classifica si può allungare. In questo momento è corta e dobbiamo mettere punti in cascina per evitare poi di essere risucchiati in quella zona che non è più Champions ma Europa League. La diventa veramente complicato, Poi ci sarà il big match tra Milan e Juventus e lì si capiranno delle cose per questo campionato che è diverso dagli altri. Il Napoli ha la migliore difesa ma non è primo in classifica, quindi è diverso dagli altri a prescindere. Quindi vi ricordo sempre di essere iscritti al canale Telegram che trovate il link in basso in descrizione. Ovviamente nella descrizione voi dovete cliccarla perché io oltretutto scrivo, cioè oltre ad esserci link, io scrivo un mini riassunto a parole anche del video e magari se mi sono dimenticato qualcosa la aggiungo scritta, quindi voi dovete sempre controllare per tutti i link e per tutte le cose. Grazie al canale Telegram voi potete sapere quando io vado ospite improvvisamente nelle altre live, gli altri youtuber, oppure sono live su altre piattaforme, insomma dovete veramente seguire dappertutto perché questo è l'anno social e io sto facendo di tutto tra Instagram, Twitter, Facebook, non si sta capendo niente, ma dobbiamo per forza spingere adesso perché siamo vicinissimi all'obiettivo dei 5.000, dove io regalerò e vi ridarò il vostro affetto in forma di merchandise dal mio store fluido.net, che è quello internazionale, e valeriofluido.oplix.com o .shop, che è quello italiano, quindi le spedizioni arrivano più in fretta se siete in Italia. Da New York Valerio Fluido è tutto, io mi raccomando a voi perché so che siete bellini, ma bellini, non vi perdete niente perché quando esplodiamo, pum, e chi ci prende più? Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solido, non mi ricordo.